ritrovati di cuore, martedì 24 giugno 2025. Presento il nostro ospite, il ritorno di un mio caro amico Corrado Callegari, prima il Veneto, nonché già parlamentare della Lega Nord, la Lega di Umberto Bossi. Buonasera a tutti, ciao Enzo, grazie di avermi invitato. Tu sai che io qua vengo sempre volentieri perché sei uno dei migliori giornalisti che conosco, presentatori di trasmissione. Grazie a te per averlo accettato. Uno di quelli con il cuore a posto. Uno di quelli che è abituato a dire come stanno i fatti. Esattamente. Ed è per questo che io non ho fatto carriera. Però, insomma, quando alla mattina, come si suol dire, ci si lava il viso e si guarda allo specchio, ti senti a posto. Di quello vado orgoglioso di essere come sono, non c'è dubbio. Allora, vogliamo fare gli auguri a uno dei più bravi magistrati che l'Italia repubblicana abbia mai avuto. Lo confesso, uno dei miei preferiti. Insieme a Paolo Borsellino, Giovanni Falcone ha onorato la magistratura. Purtroppo era troppo onesto, voleva fare le cose per bene e l'hanno fatto fuori. Auguri, dottor Falcone, sappia che l'Italia onesta è con lei e io non mi stancherò mai di ricordarla. Dottor Giovanni Falcone, uno dei migliori magistrati. Pensa che chi l'ha fatto quello che ha azionato adesso è in libertà. Cioè. Incredibile. Solo nel nostro paese può succedere questa roba. Per carità, ironia della sorte è su una legge che ha fatto Falcone, quella dei pentiti, per permettere di coprire. Insomma, quel personaggio che non ha fatto solo l'esplosivo sull'autostrada quando è passato Falcone, ha fatto tutto quello che in Sicilia è successo in quei 10-15 anni di guerra tra mafie. Senti, Corrado, io mi affido alla tua esperienza di ex parlamentare, di politico navigato, per capire quello che sta succedendo. Mi sembra che Donald Trump, lo dico subito, mi ha un po' deluso. Io sono un trampiano di ferro, però alla luce degli ultimi avvenimenti sono rimasto un po' sorpreso per quello che ha fatto Trump. Cosa mi racconti? Noi abbiamo delle basi in Italia, lui è lontano, ma sai, i missili in Italia... Trump, sai, te l'ho detto anche nelle volte precedenti che ci siamo visti, è un classico presidente americano che risponde alle lobby americane. Per carità, lui può avere qualche idea spumeggiante rispetto ad altri, però lui deve rispondere a certe logiche. Quello che è successo, forse fai riferimento adesso alla guerra tra Israele, l'attacco che hanno portato all'Iran. Sì, ma sai qual è il problema di questi scenari qua? Che non riesci mai a capire, perché non lo saprai mai, quali sono le vere mosse e il motivo per cui Israele ha attaccato l'Iran, perché l'Iran ha risposto così e poi perché gli americani sono intervenuti in quella maniera. E la farsa che sta avvenendo... Ma una tua chiave di lettura, la voglio sentire. E la farsa che è avvenuta in questi giorni qua, dove gli iraniani minacciano l'inferno di fuoco, sparano i missili sulla base americana del Qatar, però avvisano un tot prima di guarda che stiamo mandando i missili, i soldati vanno tutti nei rifugi e con l'antiaerea li colpiscono tutti. E adesso Israele, siccome l'ultimo che ha mandato il missile dall'Iran all'Israele è stato appunto l'Iran, adesso l'Israele, prima della chiusura della pace di cui ha parlato, devono fare un'ultima azione mandando un missile o degli aerei a distruggere un radar come mossa dimostrativa. Quindi fa capire che sotto, per me, c'è qualcosa che, che noi non sappiamo. E quindi può essere possibile tutto, può essere possibile che il bombardamento degli americani delle centrali nucleari non sia neanche avvenuto, cioè che hanno mandato 2 o 3 bombe e non sia successo niente, oppure siccome era preavvisato gli iraniani, come hanno
ufficialmente dichiarato, l'uranio l'hanno spostato da un'altra parte, quindi bombardamento dal punto di vista operativo era inefficace e poteva servire solamente per dire finiamola di fare questa guerra, dando una possibilità, perché vedendo come sono un po' ammiccati adesso Israele e Iran, che sia una cosa concordata, cioè nel senso che a un certo punto Israele e Iran, nessuno dei due riusciva a prevalere, a un certo punto hanno detto dobbiamo uscirne fuori con onore, allora hanno chiesto l'intervento degli americani che hanno fatto questa specie di azione dimostrativa e hanno dato la possibilità a Israele di dire sì, chiudiamola qui, tanto ufficialmente gli americani hanno distrutto le basi, le centrali nucleari. L'Iran può dire sì, possiamo chiuderle, tanto noi, ed è mi pare forse la prima o la seconda volta che Israele viene colpita duramente nelle città, perché questo è chiaro dai filmati che si sono visti, quelli ufficiali e non ufficiali. Tel Aviv e altre città hanno subito dei gravissimi danni dal punto di vista delle abitazioni, non in termini di perdite, perché loro sono organizzatissimi, hanno un sacco di bunker e di rifugi dove i cittadini riescono ad andarsi a nascondere. Quindi ho l'impressione che non l'inizio, ma alla fine sia una specie di farsa, di gioco delle parti. Può darsi che mi sbaglio, perché per capire bene bisognerebbe essere all'interno di questi meccanismi. Noi non lo siamo e quindi possiamo fare delle letture solo in base a quello che si sente e a quello che si riesce a capire. Questo per quanto riguarda gli scenari internazionali, ma siccome, come sapete, a me stanno molto a cuore le sorti della sicurezza, io anche oggi, nella mia opinione, vi ricordo che alle 20:30 va in onda in prima battuta la mia opinione, non la perdete, altrimenti c'è la replica mattutina delle ore 7. Mi sono meravigliato di quel fatto, non so se hai seguito la cronaca di questi giorni, se ti ricordi, a marzo ci fu un attentato in un commissariato a Albano, siamo sui colli laziali, giornali di sinistra parlano di un attacco della destra, la deriva fascista di qua, di là, poi qualcuno parlò di un gesto anarchico, è venuto fuori che il fautore, vai pure con gli altri contributi, grazie regia, hanno arrestato un egiziano, va bene? Allora è accusato di strage, logicamente, per quello che ha fatto. E la motivazione? No, questo passaggio finale dell'attentato non ho sentito parlare, dell'epilogo che adesso è pubblicato. E lui si è vendicato contro le forze dell'ordine perché si riteneva perseguitato, perché era stato controllato, era stato mandato in un centro di qua, di là, uno dei tanti sbandati, uno dei tanti sacchetti a perdere che ahimè purtroppo ci sono in Italia. Quindi, secondo te, meriterebbe una pena esemplare questo signorino? Sicuramente sì, quello che manca nel nostro paese sono le pene esemplari, ma soprattutto poi la certezza della pena, perché adesso se, come abbiamo citato prima con Falcone, uno come Brusca, che ha fatto decine e decine di morti nei modi più orribili, anche il bambino sciolto nell'acido, dopo 16 anni questo qui esce, per carità, in base, ripeto, a una legge fatta da Falcone sulla collaborazione dei pentiti, però io penso che ci debba essere un limite a tutto. Cioè, io sono rimasto inorridito quando ho visto queste cose qua, ma purtroppo di questi casi qua, non magari per un meno di Brusca, ma di altri come quello dell'egiziano, ma sentivo anche, leggevo oggi sul caso di una ragazza che è stata minacciata, bastonata e tutto da uno che appunto è di quel paese, però non riescono a fermarlo, o con l'altra signora, quella di Vicenza, che ha chiuso il negozio con scritto chiuso per paura, non so se hai visto la notizia. Hai sentito, hai già visto la mia opinione? No, non so. Allora c'è una fuga di notizie, eccola qua, siamo sempre sul pezzo. È questo, e dico, com'è possibile? Questa chiude per paura? Sì, ma perché non esiste. l'espulso torna
in città, a parte che se io sono il sindaco e so che sono successi questi fatti qua, io sull'angolo della strada dove ho visto l'immagine del negozio metto forza di polizia locale se non riesce a mettere dei esattamente e gli dà, non è una risoluzione, è uno di sinistra, non purtroppo ma succede anche a Mestre, dove che i sindaci io non do mai a differenza tra non do mai, perché ma a destra c'è più sensibilità, però guarda, io ti dico che vengono da una città come Mestre, dove per 10 anni ha governato la destra e alla fine di questo mandato qua resterà una città in peggior condizioni rispetto a come l'hanno presa, per carità, non solo dovuto a loro, ma perché è la delinquenza in generale che è peggiorata, però di fatto non sono riusciti a risolvere i problemi. Ti dirò di più, io avevo un amico che una volta purtroppo è mancato di recente, ti ricordi che avevamo fatto intervenire anche in televisione Giancarlo Gentilini, il grande sindaco di Treviso, una cosa. Quando veniva a Mestre in campagna elettorale a supportarmi, io gli chiedevo: ma com'è che fai a tenere in ordine una città come quella di Treviso? E lui mi dice: io utilizzo tanto le forze di polizia locale. Lui, se mi ricordo a memoria, aveva 23 vigili, ma i suoi 23 vigili erano in strada dalla mattina alla sera. Il comune di anche Venezia, lui andava in strada, anche lui personalmente. il comune di Venezia, tu sai quanti vigili ha? No, te lo dico io, 478. Addirittura? Per carità, sì, te lo dico proprio come dato certo, 478. È un comune più grande ovviamente di Treviso, con delle problematiche maggiori. Ma se ti dice sì, ma tu in via Piave, se vieni a camminare, vedi mai un vigile? Vedi mai una macchina della polizia locale? No, li vedi solo quando ci sono degli eventi, che viene scrittor, che viene Tizio, oppure per fare multe. Non li vedi mai. 470 andare a dare multe, andare a controllare i plateatici se un negozio, un bar ha messo un tavolino mezzo metro fuori allo spazio, ma non li vedi mai in giro. Cioè, la polizia locale dovrebbe essere utilizzata come deterrente in città. Tu dovresti vedere tutti questi vigili 400 in giro per le strade, hai capito? A controllare il territorio, a preservare il territorio, andare a suonare il campanello in quelle case dove, e questo è previsto dai regolamenti di polizia locale, di andare a controllare chi abita in certi appartamenti, non come è successo a Mestre, che improvvisamente si sono accorti che dentro un appartamento di Corso del Popolo abitavano in 20, 30, 40 persone, hai capito? Tu hai il compito, cominci a suonare i tuoi campanelli, ti fai aprire, vedi e controlli chi c'è dentro. Questo dovrebbe fare, e purtroppo a Venezia in questo momento qua c'è un'agenda di centrodestra da 10 anni, non che uno dice devo andare a capire un po' com'è il meccanismo, da 10 anni, solo che dalla cronaca abbiamo capito in che cosa era impegnato l'amministrazione in tutti questi anni qua, in altre cose che non sicuramente la sicurezza della città. Regia, ti prego, proviamo ad aprire i centralini con riferimento a quello che abbiamo detto fino a questo momento, però io manifesto la mia incredulità, vi prego di scusarmi, perché ritengo inammissibile che un negoziante possa chiudere la sua attività, la motivazione perché ha paura. Ritengo inammissibile che un sacchetto a perdere, perché di sacchetto a perdere si tratta, prima allontanato, e che ritorna a minacciarla, perché per chi non avesse ancora capito i termini della questione, c'è questo signorino che minaccia la negoziante e minaccia anche i clienti, non la fa lavorare, si mette fuori. Allora io mi chiedo come cittadino, dove sono le forze dell'ordine, la polizia, i carabinieri, la polizia locale? È possibile che un commerciante debba arrivare a chiudere il negozio perché ha paura? Ma non siamo nel Burundi, ma forse nel Burundi non succedono queste cose. Quindi apri i centralini da questo momento. Io sono dell'idea con le dovute cautele. Nel territorio comunale dovrebbe girare la polizia locale, che poi è anche autorizzata come forza di sicurezza, eventualmente a chiedere poi l'intervento delle forze dell'ordine, ma come prima battuta di deterrenza bisognerebbe impiegare la polizia locale, non a mandare vigili a vessare gli automobilisti, i negozianti, a roba del genere, ma dovrebbero
controllare il territorio e dare respiro alle attività commerciali, soprattutto perché anche a Mestre è successo purtroppo che hanno chiuso dei locali in via Piave, uno anche famoso perché non riusciva diciamo, a esercitare la propria attività perché aveva continuamente rotture di scatole. Grazie. L'ascoltatore medio dice proprio quello che dice la signora, non si capisce più niente, ma perché non si capisce? Perché noi non sappiamo quello che c'è dietro. È come quando tu vedi i film, ti ricordi i film western, che tu ci sono i saloon, c'è tutto e dietro c'è tutta una specie di impalcatura che tiene su e quello che tu vedi non è reale. Ed è probabilmente la stessa cosa, noi non sappiamo, potrebbero essere le lobby delle armi che spingono sempre che ci siano guerre in giro in maniera da poter vendere missili, cannoni e cose del... E dopo ci possono essere anche dei prestigi politici, perché per esempio Netanyahu era in forte calo come consenso, lui deve lottare anche per la sua sopravvivenza e quindi ha cercato di fare quella cosa di Gaza. Io non so, non ho visto la tua opinione, non so come la pensi, ma per me dovrebbe essere... io ho definito genocidio quello che sta facendo un criminale Israele, che dovrebbe essere processato con una nuova Norimberga, sono convinto di quello che ha ho fatto detto, né più né meno di quello niente. che hanno fatto altri al suo popolo, quindi c'è una cosa vergognosa. Per carità, si sono mossi perché altri ha fatto questa cosa, sì, ma non giustifica quello che ha fatto, giustifica no, non giustifica assolutamente, questo per me dovrebbe essere processato e messo in galera e buttato via le chiavi. Ci dovrebbe essere un tribunale internazionale che intervenisse, ma non lo faranno mai. No, lui è stato già condannato da un tribunale che però i paesi non riconoscono, Figurati. Però quelli serbi sono finiti in galera all'Aia. Come si chiamava, i due comandanti serbi che avevano sterminato le popolazioni del Kosovo, sono finiti in galera. Hai capito? Però quando fa comodo lo fanno. È perfetto. Quando c'è la convenienza a fare una cosa. Prendiamo questa telefonata, buonasera. Buonasera Enzo, Michele Santa Maria di Stata, Venezia. Ciao Michele. Ciao, saluti anche a Corrado. Carissimo. Ben rivisto nella trasmissione di Enzo. Grazie Michele. Volevo dire che se queste cose qua le faceva tutti quei morti di bambini, di gente che va a prendere le zuccherate per mangiare e vengono fucilati, non so, se le avesse fatte tutte queste cose qua sarebbe caduto giù il mondo. Purtroppo, come dice Enzo, hanno in mano il comando del mondo. Questo è il problema. Questo è il vero problema. Purtroppo è così. Volevo solo salutarvi, vi auguro una buona continuazione, sempre avanti, fight e ora finiamola. Ciao, buona serata a tutti. Grazie Michele, grazie che ci Michele Lazzarini, un mio veramente fedelissimo. Anche tu qualche volta potresti dire in giro per Venezia Mestre, è ora di finiamola, come dice il mio amico. Ma io, guarda che tu parlavi di dire, ma io quando faccio anche i gazebo in piazza Mestre la uso se questo termine, te lo rubo senza copyright, io lo uso senza registrazione. Bravo. Tu hai comunque quando io siamo vengo qua stufi, in trasmissione io lo pubblicizzo con tutti perché è giusto che la tua trasmissione abbia. No, e poi mi hai dato un giusto suggerimento. Su quello di prima sì, perché sinceramente io ti giudico meglio di Trump, perlomeno sei più coerente. Giovanni, allora facciamo di necessità virtù. Mi suggeriva in privato Corrado di cambiare dove c'è quella pagina di Donald Trump, è ora di finiamola, di mettere ma sì, ma è giusto, è tua la frase, di mettere un mio non primo piano, non è mica sua. Già c'è, ci deve essere qualcosa. Lui usa fight e tu usi finiamola, che è meglio, insomma, rende di più. Comunque, tornando al discorso di Gaza, adesso c'è l'intervento, quello che è vergognoso è che anche i nostri governanti stanno tutti zitti, Tajani, la Meloni o cose. Non mi parlare di Tajani. Il dio denaro compra tutto, anche il silenzio, hai capito? Non mi parlare quello di che è da Antonio sperare Tajani. è che di fronte al dio vero qualcuno dovrà prima o poi... Si sta rivoltando nella tomba il cavaliere di Arcore, Tajani
Povera Forza Italia, mamma mia, ma tant'è. Però ci sono delle situazioni in cui la gente, vedi, non ne può più. Questa è una testimonianza. Certo, perché si arriva a un certo punto, per carità, gli stupri li abbiamo avuti anche prima che ci fossero gli immigrati, perché ricordo solo il Circeo a Roma, per dire, quando hanno fatto quella cosa non due con ragazzi. Questa frequenza, è che la frequenza giornaliera è maggiore, perché pensaci un attimo, arrivano tutte queste migliaia di immigrati, moltissimi anche giovani, cioè sono quasi tutti giovani, gente bene in cosa, arrivano qua e non hanno donne con cui relazionarsi. Passa un mese, passa 2 mesi, passa 10 mesi, passa 15 mesi, passa 1 anno, 2 anni. È ovvio che dopo queste persone qua vanno in cerca di riuscire ad avere dei rapporti con delle persone di sesso femminile. E succedono quelle che succedono adesso. Tu dici si sono incrementati, perché? Perché sono sempre di più le persone in giro allo sbando in queste condizioni qua, e quindi è ovvio che gli atti criminali come quello della violenza sulle donne da parte di extracomunitari è ovvio che può essere in netto aumento. Siamo di fronte a dei veri e propri selvaggi. Qualcuno si lamenta dell'utilizzo da parte mia di certe espressioni, sacchetti a perdere, selvaggi, ma come fai tu a non chiamare selvaggio uno che violenta una donna? Non so se la regia fa un'incursione della mia ghiacciaia. La settimana scorsa parlai di un sacchetto a perdere di colore che violentò una anziana in tarda età, quindi commettono delle cose assurde. Nei loro paesi trattano la donna come un oggetto. È ovvio che vengono qua, fanno la stessa cosa, ma ti ripeto, essendo migliaia che sbarcano e che non hanno donne che si relazionano con loro, dopo finisce con questa roba. È che chi accetta, quindi il nostro paese, che accetta tutti questi immigrati che arrivano, dovrebbero porsi i problemi di quello che può succedere, sia sul fatto che magari non hanno la casa, sia sul fatto che non hanno lavoro, sia il fatto che non hanno donne. Quindi cosa succede? Succede che se non hanno lavoro vanno a rubare, se non hanno la casa dormono all'addiaccio, se non hanno le donne vanno in cerca delle nostre e le vanno a violentare, ma poi violentano anche quelle loro, insomma, che trovano. Questo è fisiologico purtroppo, e non facciamo niente per impedire questo, perché arrivano, adesso io non lo so, anche non ne parlano più, ma continuano ad arrivare migliaia di immigrati nel nostro paese, sia dall'Europa che anche con gli sbarchi. Sono aumentati, nonostante le promesse di Giorgia Meloni. Ah sì, ma perché il governo tiene in silenzio questa cosa qui, ma nella realtà di fatto, non so, era una notizia che ho visto in giro, ma no, mi sembra inverosimile, che dal governo Meloni in questi 2 anni e mezzo, quasi 3 di governo, sono entrati 280.000 immigrati, capito? Però dopo i dati sono tutti da verificare. Un commento da parte di Corrado Callegari. Sì, per quanto riguarda la banca... scusa un attimo, sì, ieri, per chi non avesse seguito la mia trasmissione, ho avuto il piacere di ospitare il pronipote del Duce, sì, ho visto. Caio Mussolini. Mi ha fatto davvero un'ottima impressione e lo inviterò tutti i mesi, perché ve lo giuro su Dio, ha tante cose da dirci sul fascismo, nel bene e nel male. Prego. Sì, no, niente, volevo collegarmi a quello che ha detto l'ascoltatore che ha chiamato adesso, della Barca Italia che è affondata. Sì, effettivamente, lo dico sempre, se il nostro paese fosse un'azienda dovrebbe portare i libri in tribunale, perché è di fatto fallita. È stato comatoso, 3.000 miliardi di buco. Bravo. Voglio ricordare che arrivato Monti nel 2011, che io ero giù a Roma, il debito pubblico era di 1.891 miliardi. Quindi vuol dire che dall'ultimo governo Berlusconi ad adesso il debito pubblico è passato da 1.891 a 3.000 e rotti miliardi, quindi è quasi raddoppiato. Pertanto vuol dire che
le cure che ha fatto Monti, lacrime e sangue, le cure che ha fatto Draghi, lacrime e sangue, privazione non sono servite a niente, perché di fatto il nostro paese spende di più di quanto incassa. Quello che purtroppo devo rilevare è che non tutte le regioni sono così. Il Veneto non è uno di quelli che spende di più di quanto incassa e quindi non è complice di questo debito pubblico. Però nonostante questo, è la notizia di questi giorni in Consiglio regionale, stanno discutendo perché Roma ha fatto un ulteriore taglio ai trasferimenti in Veneto di 30 milioni di euro, che fanno parte di un programma che prevede dal 2025 al 2029 di tagliare nei trasferimenti al Veneto 504 milioni di euro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci saranno tagli ai servizi, tagli alla sanità, tagli dappertutto. Allora io dico, ma se noi diamo a Roma un residuo fiscale ogni anno di 15 miliardi, ma è possibile che ci riducano ancora i trasferimenti? Io dico che è ora di finirla su questo argomento qua, perché non è vero che il Veneto va bene dappertutto, perché c'è tanta gente che è senza lavoro, c'è tanta gente che non arriva a fine mese. Adesso una delle ultime cose che mi è capitato, una signora di 59 anni perde il lavoro, mi dici che cosa fa a 59 anni, bussa alle porte dei vari cosi e non trova lavoro. È una vergogna che noi veneti siamo costretti a subire questo. Per fortuna, ed qua chiudo, si chiude con il discorso del terzo mandato, perdonami ma io finalmente lo posso dire, in Veneto si chiude finalmente con il terzo mandato un'epoca di 15 anni che è stata una enorme delusione per tutti coloro che per 20 anni avevano corso per cercare di portare il Veneto in mano alla Lega perché facesse forza su Roma per riuscire a ottenere i propri redditi. 15 anni buttati al vento e non sono serviti a niente. Adesso, col terzo mandato, finalmente si fa da parte qualcuno, probabilmente chi verrà dopo probabilmente non riuscirà a fare niente, oppure potranno venire persone che non la pensano come noi che negli anni 90 abbiamo cercato di fare questa cosa. Dei 2 mandati, però te ne devi andare avremo dopo, chiunque sia, destra o sinistra. rimosso questo ostacolo, avremo la possibilità di ripartire anche da zero. Ripartiremo per fare la corsa di portare al governo del Veneto qualcuno che faccia valere il Veneto giù a Roma. Dovremmo ricominciare da zero, però, e questo è uno dei motivi per cui noi nel 2013 una buona fetta di leghisti siamo usciti fondando il movimento per cui è scritto sotto prima il Veneto punto, perché voglio ricordare che nel 2010 a coronamento della corsa di 20 anni che avevamo fatto per la presa del Veneto, lo slogan era prima il Veneto punto. Quando noi siamo usciti ci siamo dati quel nome per ricordare il motivo per cui avevamo corso 20 anni, dal 1992 fino al 2010, anno in cui della prima incoronazione del Presidente, che dopo è rimasto per 15 anni. Però rispetto al 2010 non abbiamo portato a casa niente, capito Enzo? Scusami, ma questo dovevo dirlo. Perché... No, hai fatto bene a dirlo e io vado a rimarcare quello che tu hai detto, però... Quante ragioni che ha il visionario da vendere quando parlo dell'utilizzo del denaro pubblico? Credimi, ci mandano sempre meno fondi e poi mandano armamenti. Questo? Ecco, io impazzisco, vorrei avere, prima di morire, il piacere di avere al mio fianco Giorgia Meloni. Le vorrei dire, Giorgia, io sono un tuo elettore, ma sti benedetti soldi a Zelensky in giro del mondo non li devi mandare, Enzo, devi aiutare le persone che hanno bisogno. La Meloni obbedisce, e ora definiamola. La Meloni obbedisce agli ordini che arrivano da oltre oceano. Non se ne può più. Lei deve, ne ha parlato già al Senato oggi e ieri alla Camera, dove c'è la necessità di portare la spesa militare in alcuni anni al 5% del PIL. Cioè, ma
sono miliardi, miliardi che verranno destinati alle armi. E che cos'è che succederà? Perché il trucco che ha fatto, il trucco intelligente... Non buttare petrolio sul fuoco, se no mi fa incazzare, mi metto a urlare stasera. Il trucco intelligente che ha utilizzato Trump è stato quello di dire: io non finanzio più la NATO, vi dovete arrangiare. Che cosa faranno i paesi europei? Compreranno armi loro di tasca propria nostra. E sai da chi andremo a comprarli? Perché la Meloni è andata dal signor Trump e gli ha promesso che le armi che andremo a comprare le compreremo dall'America, perché ovviamente ci sono vari mercati di armi, e quindi i soldi nostri prelevati dai conti correnti, dai fondi pensione, robe del genere, finiranno nei prossimi anni da questo, perché stiamo parlando di decine di miliardi. Cioè, intanto portare il 2% del PIL sono 10 miliardi di euro. Corrado, So qualche volta segui le mie opinioni e capirai perché. Io mi incazzo tutti i giorni. Devi seguire le mie opinioni lo so. per Dacco quando parlo dell'utilizzo del denaro pubblico, quando però la Meloni, strattono la Meloni e dico basta, questi soldi utilizzali per i pensionati, per le medicine. La Meloni, come altri prima di lei, prendono ordini. Se tu segui le mie opinioni capirai perché io mi incazzo un giorno sì e un giorno anche. Però io non ho votato la Meloni. E ho un motivo di farlo, alla luce di questo schifo, di questo andazzo. È ora di finiamola, non ne posso più. Questo bisogna metterlo a carattere di cubità. Basta, andate a casa, cialtroni! Rubate i soldi della povera gente e io mi posso permettere di gridare queste cose. Hai perfettamente ragione, condivido. Non ho scheletri nell'armadio, non ho padrini politici come Topo Gigio. Condivido in pieno. Quando urlo nell'interesse della mia nazione e degli italiani onesti. Vi prego di scusarmi, ma quando ci vado, diciamo a Napoli, ogni tanto ci può stare una mia incazzatura. Dice perfettamente quello che è la realtà, perché non c'è solo colui che commette il reato, commette l'atto scorretto, ma c'è anche chi glielo permette di fare, capito? Questa è purtroppo la questione. C'è una precisa connivenza qui, palese connivenza. Non è che ci sia connivenza, può darsi che non ci sia volontà di voler intervenire. Prima free è vista in tutta Italia. Sì, ma no, per te è una grande pubblicità. Mi sono sacrificato per questa emittente. Però lui rappresenta come conduttore l'opposto tuo, cioè tu quando viene un ospite gli dai la possibilità di esprimere le sue opinioni. Ed è per questo, e questo ti differenzia da tantissimi conduttori. Ma lui ha un suo modo di condurre che non è il mio, io non arrivo a dire che io non sono bravo come Cruciani, non sono capace di fare quello che fa Giuseppe Cruciani. Lui cerca lo spettacolo, tu invece cerchi il contenuto, sono due cose questa diverse. è la realtà. Sono due cose però diverse. Lui ha più audience di me, perché la gente è pruriginosa, la gente la sera segue la zanzara per vedere quello col culo fuori. Sì, perché cercano qualcosa di diverso dalle trasmissioni, ma no, insomma. Esattamente, vabbè, preparami l'immagine di quello che è stato uno dei più grandi uomini italiani. Eccolo qua. Grazie cavaliere, io la stimavo, le volevo bene. Io ho avuto la fortuna da un lato di conoscerlo proprio giù a Roma. Tu l'hai visto in Parlamento? Sì, ovunque, proteggimi dai comunisti. Mi guardi dall'alto, cavaliere. Io sono sempre più solo a condurre questa battaglia contro i rossi, contro i sinistri. Non rappresentava quello che diciamo era la mia mission giù a Roma, tanto che quando ci siamo insediati lui educatamente è venuto a stringere la mano a tutti i parlamentari del suo governo. Quando è arrivato da me che mi ha dato la mano, io ho detto: Silvio, sai vero per quale motivo siamo qui? Che lui sapeva che noi eravamo
E lui cosa ha risposto? E lui, come al solito, il suo sorrisetto... Era un grande, un barzellone. Sì, ma questo... E poi faceva arrabbiare quelli della sinistra, perché quando veniva in aula, veniva un po' prima dell'inizio dei lavori parlamentari, si sedeva all'inizio e attaccava a raccontare barzellette. Tutti ridevano e sugli altri banchi provavano, invece certe volte bisogna anche un po' così spezzare un po'. Esatto. No, ma era unico, nulla da dire. Si starà rivoltando nella tomba adesso vedendo gli sviluppi di Mediaset. Ha fatto come sono gli umani, ha fatto anche lui degli errori politicamente, tante cose, però insomma per me è stato ostacolato anche dai magistrati. È stato l'ultimo un po', diciamo, che si faceva rispettare, perché insomma tu vedi quelli che sono arrivati dopo, insomma, o gente che riceve ore, lui è caduto perché a mio avviso non ha accettato gli ordini che arrivavano da fuori, cioè quindi da chi sai benissimo tu, lui non ha accettato e lo hanno fatto saltare, come negli anni '80 chi non ha concesso la base di Sigonella lo hanno fatto saltare. Il grande Bettino Craxi. E dopo morto, sì, rappresentava l'opposto mio della politica, però io gli devo riconoscere l'onore delle armi, come si dice nel coso, che lui si è rifiutato di concedere le basi e gli è costato. L'hanno fatto saltare, ma anche Berlusconi la mattina si andava a vedere lo spread, ti ricordi? La prima cosa che si faceva, lo spread, dove è andato a finire? Ma i telespettatori sanno con l'ansia lo spread. Lo spread, sai che cos'era, Enzo? Perché le avvisaglie c'erano. Allora, il debito pubblico nostro, i 3.000 miliardi, anche adesso, anzi è aumentato adesso, una buona parte, il 30 e passa per cento, è in mano a finanziarie estere. Ai tempi di Berlusconi una parte del debito pubblico era in mano alle banche tedesche e alle banche francesi. Cosa è successo per far cadere, cosa hanno fatto per far cadere Berlusconi? Banche francesi e banche tedesche hanno cominciato a vendere i titoli di Stato che loro avevano. Quindi cosa è successo? Buttando i titoli di Stato italiani nel mercato, l'Italia per vendere i titoli di Stato ha dovuto alzare i tassi. Lo spread che cos'è? La differenza a quei tempi del tasso dei titoli di Stato italiani rispetto ai bond tedeschi. E quindi nel momento in cui le banche, ripeto, francesi e tedesche hanno venduto i titoli di Stato, hanno venduto non so quanti miliardi di titoli di Stato, è ovvio che dopo il tasso nostro per vendere i titoli si è dovuto alzare, da lì è esploso il famoso spread. E adesso lo spread è basso non perché è brava l'Italia o è brava la Meloni, lo spread in questo momento è basso perché l'economia tedesca non va bene e quindi il riferimento dei nostri titoli con quello tedesco non è lo stesso rapporto che c'era prima, non perché è l'Italia che è andata su, è la Germania che è andata giù, ecco, questo che sia chiaro. Dunque saluto gli amici che ci seguono in chat e poi, per non perdere le mie tradizionali abitudini, saluto le persone care al mio ospite, a 3 ragazzi meravigliosi, Massimo, Alessandra ed Elisabetta Callegari. Ciao ragazzi, avete un papà meraviglioso, siatene orgogliosi di... Sì, io vorrei lanciare con il mio solito appello. Io faccio il mio solito appello, anche in considerazione, ripeto, di questi ultimi tagli che sono arrivati alla regione del Veneto. Bisogna che, qua faccio un appello ai veneti, anche se siamo ascoltati da un sacco di regioni, dobbiamo cercare di sostenere il più possibile i movimenti che si battono per il territorio. Cioè non dobbiamo più dare retta a partiti a carattere nazionale, perché questi fanno gli interessi di cose che non riguardano il territorio. E ovviamente io adesso sto parlando da Veneto, ma il problema può riguardare qualunque regione, perché dobbiamo sostenere, come a livello comunale adesso, molte volte vengono sostenute le liste civiche che non quelle dei partiti, perché la gente si è accorta che le liste civiche possono rappresentare di più l'esigenza dei cittadini del territorio.
A livello regionale la stessa cosa, dovete sostenere i movimenti che si battono in questo caso per il Veneto o che si battono per le regioni. Magari ti ascoltassero. No, ma questo io lo dico sempre, quello che faccio come attività politica è quello di cercare di andare a evangelizzare il territorio nel mio piccolo, per spiegare quanto si starebbe bene se riuscissimo a gestirci noi le nostre risorse da bravi veneti. Purtroppo questo non avviene e noi dobbiamo sempre andare a elemosinare. Allora lo dico anche a quelle persone che vengono da me e che hanno problemi di arrivare a fine mese, cioè, se noi avessimo la possibilità di gestirci in casa i nostri 15 miliardi di euro frutto del lavoro dei veneti, si starebbe meglio tutti qua. Grazie, ho davvero finito. Vi ringrazio di cuore per la cortese attenzione, ringrazio il mio amico Corrado Callegari e ora... Continuate a seguire Enzo perché è uno dei migliori conduttori in circolazione. Ed e è ora poi di irresponsabile che dice delle cose che gli altri non dicono. Bravissimo. Non devo fare carriera, per questo me lo posso permettere. È ora di finiamo. È ora di finiamo, arrivederci, grazie, buonanotte.